Massimo Frasca, già direttore della scuola di specializzazione in archeologia, ma sempre attivo all'università perché è il suo ambiente naturale. Prego Massimo. Grazie. Allora io comincio con un ringraziare Settimo Minnello perché diciamo, dà queste possibilità, queste opportunità che fanno pensare, che fanno riflettere, fanno anche scoprire cose che uno magari dà per scontate, ma che per scontate non sono. Già rispetto alla, come diceva appunto Lorenzo, già rispetto a dicembre, per l'incontro di dicembre, già stiamo apprendendo altre cose. Abbiamo appreso appunto degli sviluppi della situazione, ma dicevo soprattutto questi incontri fanno riflettere. Già allora quell'incontro di dicembre mi ha fatto, come dire, fatto scoprire un po' cose che non conoscevo, che aiutano meglio a capire il passato, ecco, ricollegarsi al passato. Io da archeologo posso fare questo, diciamo, andare indietro. E viaggiatore del tempo. E andando indietro, questo discorso del paesaggio che è stato accennare, che è giustissimo, cioè il paesaggio, che è una cosa che ci siamo dimenticati, gli inglesi no, gli anglosassoni no, l'hanno sempre avuto presente. Noi italiani ce lo siamo scordato, lo stiamo riscoprendo adesso, anche a livello scientifico. Per chi studia l'antichità dei Leontini, cioè il paesaggio, credo, soprattutto per la prima fase della vita della città, deve essere una cosa fondamentale. Cioè non si può capire Leontini se non ci si cala quello che era il paesaggio di allora. E questo discorso dei pantani ci aiuta molto a capirlo, non si deve capire, sono un po' nascosti questi pantani. Però se uno ci riflette perché Leontini è stata fondata là, in quel punto là, così disgraziato da un certo punto di vista per un greco, no? Perché venivano i greci qua? Venivano per coltivare terra. Perché si vanno a ficcare qua sopra in montagna dove ci stavano i siculi, giustamente, perché quello è un paesaggio sicuro, un paesaggio indigeno, perché si vanno a mettere con quelli, con i problemi anche di coabitazione, e perché era l'unico punto possibile dove poter fare una città a sud di Catania, insomma. Una città da cui si poteva controllare quello per cui erano venuti, cioè i campi. Non si poteva fare a Raglione, non si poteva fare sul mare, non c'era la possibilità. C'era poi questa situazione dei pantani che dava un percorso obbligato. Se uno voleva arrivare lì in quella zona c'era una strada che poi è la strada famosa che dà, secondo me, vita alla città, cioè si insegnano là perché lì c'era la strada. Questa strada che attraversava la valle, che portava verso Sortino, verso Siracusa, verso la valle dell'Agro, e dall'altro lato, verso nord, portava verso quella che è la strada di Varsavoia, poi va a Catania, che è la strada che è sempre esistita. Ci sono le testimonianze preistoriche che ce lo dicono, era quella, cioè, per forza lì ci si doveva mettere. E quindi però questi pantani, ma poi i pantani, dico, forse bisognerebbe anche cercare di capire nell'antichità qual era il limite di questi pantani verso la città stessa, cioè se il Terio, se San Leonardo aveva altri impantanamenti nel suo corso, che è probabile. Certamente potrebbe essere quello che ci ha fatto vedere l'altra volta che l'abbiamo visto al Torta Badia, ti ricordo che c'era un grande invaso che sembra essere il secondo porto, no? Il porto più grande. Esatto, poi c'è, come dire, qualche zona bassa, qualche invalutamento, certamente ci deve essere probabilmente, anzi quasi certamente, alle porte proprio della città, proprio al nord, dove c'è Piazza Opera, via Vittorio Veneto, quella zona lì certamente è depressa, e c'è anche, come dire, in un certo senso una prova archeologica, perché quando si scavò qui in contrada Laino il santuario, purtroppo non si è scavato tutto, c'è la chiesa di Sant'Antonio, non è stato poi della vicina. sì, non quello un po' più a sud, diciamo, dove ci sono le case popolari. E lì si fecero quegli scavi che venivano fuori vasetti in abbondanza, piccoli vasetti, quindi, diciamo, non vasi grandi, quindi vasi votivi. E quando si fecero quegli scavi lì
si è capito dal tipo di rinvenimenti, anche dagli esami dell'analisi dei pollini, che quella era una zona, vi pare che si trovava, questo era commesso vicino a zona d'acqua, un corso d'acqua, e la divinità a cui era dedicata era la divinità quasi certamente, o Artemide o una divinità del genere, cioè una divinità proprio tipica dei limiti, una divinità liminare, no? Che si trovava, tipica di un paesaggio ancora non civilizzato, non coltivato. E quindi lì probabilmente c'era questa situazione di molta acqua. E poi appunto quello da cui accennava Lorenzo, anche nella ceramica ce l'abbiamo, no? Questa bellissima produzione locale, probabilmente di un pittore o di un'officina, legata proprio alla vita, diciamo, di un singolo vasario molto estoso, che prendeva ispirazione dalla natura, certamente. È una produzione che si colloca agli inizi della vita della città, cioè siamo agli inizi del VII secolo, si è durato 20-30 anni e poi è finita, che è molto caratteristica, in cui c'è tra l'altro questa rappresentazione di questi grandi uccelli acquatici che sono disposti in serie, che poi la maniera come abbiamo visto anche nel filmato, no? Tutti questi fenicotteri uno appresso all'altro in fila, e rappresentate in questo vaso in fila, e poi con certe caratterizzazioni ci siamo proprio confrontati con Roberto, cioè non sono, sembrano tutti uguali, ma poi in realtà c'è quello che ha il beccuccio ricurvo, e quindi quello probabilmente è un fenicottero, poi c'è quello che ce l'ha invece, quello probabilmente in airone di tipo cinerino, no? Quindi sì, rappresentava una fauna tutta la quindi pur essendo, cioè, la stessa rappresentazione molto schematica, con grosse pennellate, questo corpo grande, la testa fatta con un cerchietto, con un punto però sono tutti uguali, ma non sono tutti uguali, perché in alcuni c'è questo ricciolo in testa, in quell'altro c'è il beccuccio così, quello ce l'hanno dritto. Evidentemente osservavano questo pittore, ha osservato, ce li avevano davanti, cioè forse ce l'avevano anche sotto casa, per cui colpiva l'immaginazione. E poi c'è anche la rappresentazione in questi vasi di una divinità, probabilmente quella stessa che si venerava qui, che è una signora degli animali, cioè è una, come dire, questa la Rosetta Pottinia, che nelle rappresentazioni normali a Creta e in altre zone della Grecia tiene o per il collo oppure gli tiene la mano in testa il leone oppure il cerbiatto, qui gli uccelli, quindi cioè, afferra probabilmente per il collo uno di questi uccelli, accanto c'è altri animali, altri uccelli diversificati, sono frammenti, però abbiamo tentato una ricostruzione, diciamo, di questo, ma sono vasi di questo tipo, no? Sono come dire, una produzione eccezionale, grandi, e certamente non di uso comune, cioè non li usavano tutti i giorni. Secondo me è una produzione fatta proprio in certe occasioni, in certe destinazioni, che è quella funeraria. La destinazione funeraria probabilmente per quelli che ha la classe elevata, diciamo, dei leontini, i cavalieri, gli impers, no? Come sappiamo. Quindi c'è molto anche da riflettere poi la situazione cambia, secondo me questa è una situazione che probabilmente è durata 2 generazioni, poi a poco la città cresce e cominciano a bonificare. Certamente loro avranno cominciato a bonificare la piana di Catania e soprattutto la parte che va verso Monte San Basilio, questa altra zona che era la parte appunto che andavano a coltivare. Però questo equilibrio del paesaggio credo c'è stato sempre, perché i greci, tutto sommato, per chiudo, è una cosa ovvia che sappiamo tutti, ma i greci avevano una sensibilità diversa rispetto ai romani e quella che abbiamo noi. I romani non ci stavano niente a costruire un teatro dal niente, no? Con il calcestruzzo, con sovrastrutture. I greci no. Invece andavano a cercare il posto adatto, lo scavavano nella roccia e ci si vedeva sempre legato sempre alla divinità, quindi un luogo sacro, e quindi pensiamo a quello di Siracusa, ma un po' tutti i teatri sono così, cioè hanno anche un paesaggio dietro la scena, cioè, sono inseriti nel paesaggio.
e anche le strade, se pensiamo ad esempio alle strade, i greci, cioè i romani non ci stava niente come da tagliare a montagna, no? Per costruire le strade militari, i greci no, i percorsi ancora preistorici, no? Che si muovevano, cercavano il guado possibile, per cui è anche difficile quando si costruiscono le strade greche lungo la foce, che attraversano la foce dei fiumi, secondo me non funziona così. I greci andavano a cercare il guado, quindi andavano a cercare il punto più facile possibile. Comunque gli ironici nerini ci Una domanda sono. io? Sì, anche tu. Stavo dicendo gli ironici nerini ci sono nella zona del seggio, che la mia amica si va a passeggiare di sera ai cani e quando si intrufolano in mezzo ai cespugli loro si alzano in volo. Non sono presenti. Sì, siamo nella zona del seggio. La faccio una domanda. Allora professore, quest'anno torna a scavare? Sì. Ce la facciamo? Assessore Spiro. Facciamo di tutto, no? E già si sono impegnati. No, già. Quindi quest'anno riusciamo a avere 2 campagne di scavo. Una lunga. Una lunga, io sono 2. Grazie. Allora, ringraziamo anche il dottor Massimo Frasca che ci ha offerto questa cosa fondamentale, cioè in realtà appunto questa riflessione non si può capire Lentini se non la si inquadra in quell'ambiente naturale, non solo Lentini, però Lentini in maniera particolare non si capirebbe il perché della fondazione di questa città senza immaginare quel territorio in quel modo, con i pantani, con tutta la piana che era a disposizione per le terre, per la coltivazione, non si può immaginare senza... e non si può immaginare del resto anche pensando al fatto che Lentini, proprio la città, era attraversata dai fiumi, il Lisso, e quindi è un paesaggio ricchissimo d'acqua. Grazie Massimo Frasca. Allora,